Sportivi di 7 Gold ed amici di TVM Palermo, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo ormai alle battute finali, stiamo lavorando intensamente già da parecchie settimane al grande appuntamento di giorno 19 giugno a Caltanissetta con l'11ª edizione dei Penalty Awards, il grande appuntamento dedicato al calcio dilettantistico siciliano con i migliori atleti, i migliori dirigenti ed i migliori allenatori di questa stagione 23-24 che ormai volge al termine. E a tal proposito voglio ricordare che è già partita la pool scudetto, si stanno giocando anche gli ultimi playoff riguardanti il campionato di eccellenza ma anche di promozione, nonché anche quelli di prima categoria. Ad aprire la nostra trasmissione purtroppo un omaggio che vogliamo dedicare ad un uomo di sport scomparso proprio la scorsa settimana. Parliamo di Bino Abisso, ex presidente dell'Ajax Sicilia, carica che ha ricoperto per oltre un ventennio. Tutta la redazione di Penalty è vicina alla famiglia Abisso. Partiamo dunque con la nostra trasmissione, lo facciamo con la schermata che riguarda i playoff che si sono giocati nel campionato di Serie D. Eccola qua la schermata, da sottolineare certamente le due partite di cartello che si sono giocate domenica. Siracusa che vince 3-0 contro il Città di Aciriale e l'LFA Reggio Calabria che vince 1-0 contro la Vibonese. La finalissima playoff si giocherà domenica prossima, domenica 19 maggio, e si giocherà a Siracusa. Sarà tra Siracusa Calcio ed LFA Reggio Calabria. Iniziamo subito con le immagini, lo facciamo con il servizio riguardante proprio la vittoria degli aretusei 3-0 contro il Città di Aciriale. Il Siracusa batte per 3-0 la Cireale e conquista la finale dei playoff. Per la Cireale dura solo 7 minuti la gara dell'ex Peppe Savanarola che si infortuna da solo, ma il Siracusa ha comunque l'approccio giusto e già al 13° con un'enorme mischia nell'area di porta della Cireale sfiora il vantaggio. Il muro granata riesce a resistere ai tanti tentativi azzurri. Un minuto dopo Alma calcia di sinistro alto, non di molto. Al 26° percussione di Di Paola per Maggio, piattone sinistro del bomber azzurro addosso al portiere Zizzania. La Cireale gioca una partita attendista e si vede dalle parti di Lumia soltanto al 30° con un tentativo del lettone Sticenko, ma il tiro centrale è parato da Lumia. Siracusa vicino al gol al 45°, Vacca sul rimpallo sfiora l'incrocio dei pali. Nella ripresa ancora Vacca al 4°, dopo il corner battuto in tandem da Arcidiacono e Aliperta, sfiora il palo dando l'illusione ottica del gol. Ma il gol è rinviato di poco quando arriva il pressing di Forchignone sul giovane Galletta che permette a Maggio di realizzare in diagonale con Zizzania che nulla può. Reagisce la Cireale al 25°, ma il sinistro di Zuppel è poca cosa. Più vicino al gol invece il Siracusa al 33° con Benassi che su punizione impegna Zizzania in calcio d'angolo. Dal corner seguente Alma approfitta dell'errore della difesa granata e mette comodamente in rete la palla del 2-0. Acireale che ci prova al 36° con Montaperto, Lumia non trattiene, D'Alessandris poi calcia fuori. Non corre più rischi il portiere azzurro e anzi in contropiede il Siracusa fa tris con Forchignone al 47° servito in maniera impeccabile da Alma. Cala il sipario e adesso appuntamento a domenica prossima alle 16 ancora al De Simone per la finale di girone che chiuderà la stagione contro la Reggina. Una gara difficile, interpretata molto bene.
e credo che abbiamo dominato anche subito e abbiamo avuto anche nel primo tempo delle occasioni per sbloccarla prima e la pazienza giusta per girare la palla, magari lo dovevamo fare nel primo tempo un po' più veloce, però non era facile perché la Cireale è una squadra che ha degli ottimi giocatori, chiudeva molto le linee, difendeva basso e quindi ci voleva pazienza, ci voleva velocità, abbiamo avuto, ti ripeto, il primo tempo 2 o 3 occasioni che si poteva sbloccare prima, ma nel secondo tempo credo trovando il gol sempre in linea come il primo tempo, sempre propositivi e trovando il gol quasi subito, diciamo, la partita è cambiata e quindi abbiamo trovato gli spazi dove i ragazzi si trovano meglio e è venuta fuori una gran bella partita. Quelli che facciamo il mestiere che faccio io, noi possiamo proporre, portare le idee, marcare una linea, ma senza il volere, la determinazione, senza quella voglia che mettono i ragazzi, un allenatore può fare molto poco. Dall'inizio abbiamo cercato di dare molta importanza al gruppo, il fatto che anche oggi ragazzi che magari hanno avuto meno minuti sono stati in campo, hanno fatto la loro parte facendo un'ottima gara, è una cosa che a noi rende felici. I ragazzi devono stare tutti dentro perché anche domenica prossima si possono trovare in campo, magari con una formazione diversa a quella iniziale di oggi. Quindi avere un gruppo dentro determinato e più persone che tirano verso l'obiettivo, verso quello che siamo noi, no? Che ti ripeto, deve essere una situazione la quale i ragazzi si devono riconoscere come lo stanno facendo e questa è la cosa che più mi rende felice. Ecco. Mi auguro lo stadio pieno, una gara altrettanto difficile con una società blasonata, una squadra che nell'ultimo periodo è quella che più in forma sta e quindi per noi ora recuperare, da martedì cominciamo a preparare la gara come abbiamo fatto le altre settimane. Sarà dunque il Siracusa Calcio che giocherà la finalissima playoff di questo girone I del campionato di Serie D e giocherà contro l'LFA Reggio Calabria che vince a Vibo Valencia per 1-0. La Vibonese è una squadra molto forte, tecnica, che faceva girare bene la palla, quindi abbiamo cercato di alzare il ritmo per cercare di metterli in difficoltà fin dal primo minuto. Speravamo di riuscire a reggere 90 minuti, così è stato, abbiamo sofferto un pochino alla fine, però come detto prima potevamo arrotondare il risultato più di un'occasione, quindi il merito va a noi, va a tutti i sacrifici che abbiamo fatto, alla rincorsa che abbiamo fatto in campionato e devo dire che i ragazzi non hanno mollato di un centimetro. Adesso ci aspetta l'ultima battaglia, quindi prepareremo al meglio anche quella. Quello che abbiamo sofferto di più è stata fare la rincorsa sugli altri, perché quando rincorri non ti puoi fermare, non puoi cadere mai perché gli altri davanti correvano. Siamo stati bravi comunque a tenere il livello sempre alto e in questi playoff stiamo cercando di alzare l'asticella per toglierci qualche soddisfazione che in campionato ci è mancata. Ma sinceramente io, forse sarà l'età, non penso più al personale, penso un po' più al collettivo, quindi a me interessa che la regina torni dove merita. Dopodiché se faccio gol io, se fa gol il portiere, per me è la stessa cosa. L'importante è riuscire a portare avanti questo sogno, diciamo. Non è stato semplice, ma il merito più grande dei ragazzi, perché sono stati loro a rimanere sul pezzo, sono stati loro a pedalare ogni giorno, sono stati loro a voler dimostrare di essere all'altezza, sono stati loro a voler dare soddisfazioni alla gente
che viene da un anno, da mesi, quegli estivi devastanti. Ovviamente questa vittoria non restituisce nulla, ma un sorriso, questo sicuramente magari lo strappa alla città e di questo ne siamo felici. Devo sottolineare la qualità della Vibonese, e l'ha dimostrato durante l'anno. E un mese e mezzo fa la Vibonese ci ha messo in mezzo. La partita c'è stata sicuramente di lezione, anche se non eravamo questi un mese e mezzo fa, avevamo un po' di defezioni e ha sempre dimostrato che sei una squadra che se gli lasci il pallino ti mette in mezzo, ti mette in difficoltà, quindi l'idea era quella di non farli giocare e direi che ci siamo riusciti con grande attenzione, vincendo tutti i duelli, perché poi di questo si parla, perché alla fine ci sono state tante situazioni dove c'erano uno contro uno sparsi per il campo e oggi li abbiamo vinti e siamo felici di questo. Ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi e ci prepariamo per questa finale. La squadra stava andando bene, non stava rischiando nulla, non c'era motivo di cambiare qualcosina. Poi a centrocampo avevamo equilibrio, avevamo sostanza, avevamo qualità. Anche se Nino Barilà era stanco, però nonostante la sua fatica comunque in campo si sente la sua presenza. Ripeto, le cose stavano funzionando e non ho visto il motivo per cambiare. Incontriamo una squadra che non so quanti punti in più rispetto a noi ha fatto durante la stagione, quindi è la corazzata insieme a Trapani del campionato. E quindi dovremo tirar fuori un'altra grandissima prestazione, ma questi ragazzi non smettono mai di stupirmi. Dopo quello che abbiamo passato quest'anno, andare a Siracusa, insomma, non è una cosa che ci spaventa, insomma, non per la forza dell'avversario, attenzione, sto parlando di altre cose. Domenica si è pure giocata una partita play-out sempre riguardante il girone I del campionato nazionale dilettanti, il Locri che vince 2-0 in casa del San Luca, che a questo punto retrocede nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione insieme alla Vigor Lamezia, che si è ritirata nel corso di questa stagione, ma insieme anche alla Castrovillari e alla Gioiese 1918.
La stagione del girone I del campionato nazionale dilettanti si concluderà dunque domenica prossima con la finale playoff tra Siracusa Calcio ed LFA Reggio Calabria. E invece è partita la pool scudetto, subito la schermata per quanto riguarda i 3 gironi. Nel girone A si è giocata la partita tra Calcio Caldiero Terme e la Union Clodiense Chioggia, 2-0 per il Caldiero Terme. Nel girone B Pianese che perde in casa contro il Campobasso, mentre invece nel girone C, quello che riguarda principalmente la squadra siciliana del Trapani, si è disputata la prima partita, la vittoria della Cavese 1-0 contro l'Altomura. Il Trapani scenderà in campo oggi in casa dell'Altamura e poi concluderà la pool scudetto domenica prossima in casa invece contro la Cavese. Adesso diamo spazio alle immagini, la vittoria della Cavese 1-0 contro l'Altamura. La decide il primo affondo Felleca per i padroni di casa, la sfida valida per la pool scudetto di Serie D tra Cavese e Team Altamura, una sfida che non è una passerella tra due squadre appagate dai rispettivi successi nei gironi F ed H, ma è anzi una gara dagli ottimi contenuti tecnici, specialmente nella ripresa. Ma il primo round del mini girone, che comprende anche il Trapani, va alla Cavese, che ora attenderà il verdetto della sfida di metà settimana tra la Team Altamura e i siciliani per capire il valore di un successo che proietta comunque alla seconda fase i campani. Il 3-5-2 per Raffaele Di Napoli, con Felleca e Di Piazza in avanti, mentre i giovani Lops e Zenelai al fianco di Urso a dettare i ritmi di gioco. Per l'Altamura Giacomarro sceglie di tenere in panchina lo Iodice, anche Fernandez in porta, con De Luca tra i pali e un 3-4-2-1 con Lattanzio punta più avanzata, mentre Di Innocenzo e Diego Mobilio alle sue spalle. Al primo affondo però la Cavese passa, Felleca riceve palla tra le linee, si muove bene e lascia partire un destro che beffa un non irreprensibile De Luca. Immediata la replica dell'Altamura con la punizione battuta da Diego Mobilio, bloccata da Barone. Stessa scena e stessi protagonisti qualche minuto più tardi, ma questa volta Barone deve distendersi in corner. Ci prova anche Carmù da sinistra, ma da posizione defilata, ancora attento Barone a respingere. Di Piazza allenta la pressione ospite con un tiro di destro che non inquadra lo specchio della porta. Poi solo Altamura, grande in aria dopo un'invenzione di Dipinto, palla respinta dalla difesa, poi un calcio di punizione dal limite battuto da Logoluso, trova prima la barriera, poi Lattanzio calcia di poco alto. Nonostante il forcing dei murgiani non c'è altro da segnalare per il primo tempo. In apertura di seconda frazione sempre Felleca a liberarsi bene, conclusione radente ma sul fondo. Dall'altro lato ancora Diego Mobilio ci prova, sempre su punizione sfera, questa volta di poco al lato della porta di Barone. La Cavese si affida alle ripartenze e Felleca manda in profondità Di Piazza, bravo a crearsi lo spazio per il tiro che tocca però la parte alta della traversa. Direttamente sul calcio di punizione Urso a impegnare De Luca in corner. Al 25esimo però l'Altamura va davvero vicino al pari e il cross di Cascella a mettere in difficoltà Megna, che tocca sotto misura verso la sua porta un pallone che Barone toglie letteralmente dalla propria rete. Da poco in campo si accende anche lo Iodice, serpentina a sinistra e tiro di destro sull'esterno della rete. Molinaro piazza un pallone dal limite, sfera di poco sul fondo, sempre lo Iodice direttamente su corner, palla alta di poco. La Cavese sfiora il raddoppio con l'imbucata di Adessi per il neo entrato Foggia, tocco in anticipo su De Luca che viene poi travolto dall'attaccante di casa, gioco fermo. Padroni di casa ancora pericolosi con Tröst, che viene anticipato in due tempi da De Luca su di un pallone scodellato in aria. L'Altamura però si divora ancora il pareggio sul servizio da sinistra di lo Iodice, il colpo di testa solitario di Diego Mobilio che spreca però sul fondo. Logoluso in pieno recupero anticipa tutti ma conclude lontano dalla porta di Barone. E ancora la squadra di Giacomarro a sfiorare il pari con il tocco al volo di lo Iodice che nessuno riesce a spingere in rete sino alla spaccata di Pagni sul fondo. Finisce qui la sfida tra Cavese e Altamura, due squadre che animeranno anche il prossimo girone C di Serie C per un assaggio di prossima stagione tra i professionisti. Mercoledì sfida tra Altamura e Trapani, mentre poi i siciliani attenderanno la Cavese per chiudere il mini girone. Unico risultato per l'Altamura sarà il successo per provare a inserirsi nella corsa al secondo posto e la qualificazione al secondo turno. No, è mancata forse qualche tiro da fuori, col campo bagnato si poteva sfruttare come ha sfruttato la Cavese il gol iniziale di Felleca. Volevamo fare le giocate di prestigio, le giocate belle, importanti e abbiamo peccato lì, però è stata una prestazione come fine campionato, una prestazione ottima, una prestazione penso che la gente si sia divertita. Poi sai benissimo che bisogna mettere la palla dentro o per pareggiare o per vincere. Abbiamo sbagliato palle magari facili con superficialità, però vabbè, ci sta.
Un in bocca al lupo dunque alla squadra trapanese allenata da Alfio Torrisi, che sarà impegnata su vari fronti, nella Pool Scudetto ma anche e soprattutto nella doppia finale di Coppa Italia di categoria. Una Coppa Italia che porta certamente bene per quanto riguarda questa stagione 23-24 alle squadre siciliane. Dobbiamo ricordare anche la straordinaria vittoria del Calcio Catania per quanto riguarda la finale di Coppa Italia di categoria, ma anche e soprattutto la vittoria del Paternò Calcio che sabato, battendo la Solbiatese 1-0, porta a casa dopo tantissimi anni la Coppa Italia di eccellenza in Sicilia. È mancato il gol, purtroppo la realtà è quella, abbiamo avuto oltre al rigore almeno 2 o 3 occasioni abbastanza limpide per poter pareggiare, non siamo riusciti a pareggiarle nell'ambito di un secondo tempo totalmente dominato, perché comunque il Paternò aveva speso molto nel primo tempo e si erano abbassati, quindi ci avevano concesso totalmente la gestione della partita. Peccato, perché veramente il secondo tempo pensavo di riuscire a ribaltarla, anche perché, ripeto, vedevo gli avversari anche in difficoltà fisica. Purtroppo non ci siamo riusciti e dobbiamo solamente adesso elogiare il Paternò, che ha fatto la propria partita e ha portato a casa la Coppa e la promozione in Serie D. Però se l'altra volta onestamente gli avversari si erano dimostrati nettamente superiori, quest'anno onestamente credo che ci fosse molto più equilibrio tra le due squadre. Peccato, perché secondo me è veramente una partita che potevamo quantomeno pareggiare nei 90 minuti e poi vedere cosa succedeva nei supplementari, però purtroppo è andata così, mi dispiace, soprattutto per i ragazzi che hanno fatto comunque un'ottima prestazione e sono molto amareggiati, come potete vedere, quindi rinnovo gli complimenti al Paternò, ma soprattutto ai miei ragazzi che sono stati encomiabili. Non tutti gli anni capita a giocatori, allenatori di venire a fare una finale di Coppa Italia nazionale, di poter alloggiare a Coverciano e allenarsi a Coverciano per un paio di giorni, quindi sicuramente per loro sarà anche un livello di crescita veramente importante dal punto di vista sia sportivo ma anche umano. Peccato che non sia coronato un sogno, perché veramente secondo me oggi qualcosina in più avremmo meritato. Sì, grande emozione, perché comunque oltre ad aver raggiunto la Serie D vince una Coppa Italia Nazionale, che ovviamente questo gruppo merita per la stagione che ha fatto, per la stagione che abbiamo fatto, ovviamente secondi in campionato, in finale nazionale volevamo comunque concludere con una ciliegina e credo che oggi ci siamo riusciti. Non è un obiettivo che all'inizio comunque hai come, diciamo, la vittoria, poi ovviamente è stata... Poi non si preoccupi, normale. Poi ovviamente strada facendo capisci che comunque questa competizione ti può regalare la categoria, ti può regalare il salto di categoria, e credo che alla fine, come oggi è successo, è bello e ne passa la pena comunque concentrarsi e mettersi veramente testa a questa competizione. Abbiamo la possibilità di avere quindi di centrocampo che stanno a fare sia la fase offensiva che la fase difensiva, quindi viene, diciamo, automatico e naturale comunque durante la gara, ovviamente vedi il risultato e poi comunque noi ci siamo organizzati bene con i 15, siamo passati un po', però potevamo sfruttare qualche contropiede, potevamo sfruttare qualche ripartenza, perché alla fine loro ci hanno concesso gli ultimi 10-15 minuti di campo e quel campo doveva essere attaccato, però dai, ci siamo difesi bene, anche grazie comunque al parata del portiere, squalice di rigore, vuoi o non vuoi un po' di fortuna ci vuole sempre. Campo vedete già tutto sistemato con il palco già arredato, sono già saliti tutti i giocatori del Paternò, manca soltanto il capitano che sta per ricevere dalle mani del presidente Giancarlo Abete il trofeo per il Paternò, un cammino veramente lunghissimo iniziato
nella fase regionale addirittura il 27 agosto nel primo turno con la Leonfortese, poi Ionica, Enna, tra l'altro con l'Enna è stato un testa a testa anche in campionato, ben 10 espulsioni totali nei 4 confronti complessivi tra campionato e Coppa, per far capire, e poi tutto il percorso fino alla finalissima. Eccola qua! Adesso tutta la squadra del Paternò, tutti i rossoazzurri pronti per sollevare al cielo, la vedete, la bellissima Coppa Italia Dilettanti. La finale regionale contro la Supergiovane Castelbuono e poi la fase nazionale per il Paternò contro il Boca Leadmo Calcio, Manduria, e la doppia semifinale contro il Teramo, squadra che tra l'altro era una delle più valide candidate, una delle favorite alla vittoria di questo trofeo, e invece è stato eliminato in semifinale proprio dal Paternò, che ha portato a casa poi con il gol di Asero la 75esima Coppa Italia Dilettanti. C'è veramente tantissima emozione, lo abbiamo visto, addirittura le lacrime scese sul volto dell'allenatore del Paternò Raciti, ma c'è veramente il riscatto di un popolo, di una città, quella di Paternò, che ha vissuto anni non facili, non solo dal punto di vista calcistico, ma oggi è una giornata per riscattarsi. Ha preso il trofeo in mano Giancarlo Abete e sta per consegnarlo nelle mani di Salvatore Maimone, ed eccoli qua i ragazzi del Paternò che alzano la Coppa al cielo della 75esima Coppa Italia Dilettanti. Ed è una festa che durerà ancora molto, e quindi la Salviatese esce con l'onore delle armi, ci riproverà magari l'anno prossimo, chissà, soprattutto per provare a tornare in Serie D che invece il Paternò ha conquistato e disputerà l'anno prossimo. Vedremo se ancora con in panchina Filippo Raciti, ma questa sarà una storia a cui pensare più avanti. Nel frattempo adesso Paternò si gode questa grande giornata di Coppa Italia Dilettanti. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco ritorneremo in studio e parleremo dei Penalty Awards. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata.
ed inoltre detrazione fiscale tramite Pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, 13ª stagione. Una prima parte dedicata principalmente al campionato nazionale dilettanti. Si sono giocate le 2 semifinali che hanno determinato le 2 finaliste che domenica prossima si battaglieranno per la vittoria conclusiva. La partita sarà certamente molto interessante, sarà tra Siracusa e dell'FA Reggio Calabria. Adesso in questa seconda parte invece voglio parlare dei Penalty Awards che quest'anno giungono all'11ª edizione. Saranno di scena giorno 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. La solita meravigliosa passerella dedicata al calcio dilettantistico siciliano con la premiazione dei migliori atleti, dei migliori allenatori, ma anche dei migliori dirigenti della stagione 23-24. Sarà certamente un evento da non perdere, pertanto vi aspettiamo in tanti giorno 19 a Caltanissetta. Per l'occasione ci saranno anche dei premi speciali con la presenza di grandi personaggi legati al mondo dello sport, al mondo del giornalismo e al mondo dello spettacolo. A proposito di Caltanissetta, guardiamoci questa clip della città che ospiterà l'11ª edizione dei Penalty Awards. Arte, storia e natura sono gli elementi che si possono trovare in un viaggio nella città di Caltanissetta, il capoluogo di provincia nel cuore della Sicilia interna, incastonata tra bellissime riserve naturali. Nella sua lunga storia ha visto la presenza di molti popoli e civiltà che hanno lasciato le loro testimonianze, creando un patrimonio artistico e culturale che la rendono una città speciale. Con i suoi 60.000 abitanti è la quarta città siciliana e il suo comune è il più popolato dell'entroterra. Posta a 568 metri sul livello del mare, si sviluppa lungo una leggera vallata in una conca racchiusa fra 3 colli. Numerosi gli edifici religiosi di grande interesse, le opere d'arte e gli imponenti palazzi aristocratici che rappresentano il segno tangibile dell'importanza di Caltanissetta in passato. Reperti archeologici testimoniano la presenza di popolazioni in questa zona già nell'antichità, ma di tale periodo si hanno poche notizie. Il cuore della città è Piazza Garibaldi, situata nel centro storico. Su di essa si affacciano il municipio, la cattedrale e la chiesa di San Sebastiano. Al centro sorge la bellissima Fontana del Tritone. Sede comunale di Caltanissetta è il Palazzo del Carmine, la cui costruzione iniziò nel 1371, e la piccola e pregevole chiesa di San Giacomo, adesso annessa. Il principale luogo di culto della città è la cattedrale di Santa Maria la Nova, costruita tra il XVI e il XVII secolo. Il duomo è dedicato a Santa Maria e a San Michele ed il nome che gli è stato assegnato serviva a distinguerlo dalla preesistente chiesa madre, oggi intitolata Santa Maria degli Angeli, costruita nel 300 nei pressi del castello di Pietrarossa. Affiancata da 2 alti campanili e una cupola imponente. Di fronte alla cattedrale sorge l'elegante chiesa di San Sebastiano. Secondo la tradizione l'edificio fu eretto nel XVI secolo in onore del santo, grazie al quale venne debellata la peste dalla città. Ad arricchire ancora di più la piazza Garibaldi c'è la Fontana del Tritone, scolpita dall'artista nisseno Michele Tripisciano, a fine Ottocento, formata da un gruppo di statue bronze. Considerata dai residenti il simbolo cittadino, inizialmente fu destinata all'androne del Palazzo del Carmine e nel 1956 fu spostata al centro della piazza. Corso Umberto I è l'arteria più imponente della città, lungo la quale si possono ammirare alcuni tra i più bei palazzi nobiliari come Palazzo Giordano e Palazzo Bordonaro, la barocca chiesa di Sant'Agata al Collegio. Costruito nel 600 per volere della famiglia dei Moncada, su una chiesa preesistente per ospitare l'ordine dei Gesuiti, questo edificio di culto è considerato il più bello e artistico di Caltanissetta. Durante una visita hanno rinunciate al Palazzo Moncada, in stile barocco con elementi rinascimentali, fu costruito nel 600 per ospitare la famiglia più importante della città. È tra gli edifici storici più eleganti e più grandi di Caltanissetta, un gioiello architettonico dal valore inestimabile. Oggi un luogo molto frequentato in quanto ospita un cinema multisala, un teatro, esposizioni d'arte e una mostra permanente
è una mostra permanente dello scultore nisseno Michele Tripisciano, tra i più apprezzati nella seconda metà dell'Ottocento. I vicoli, le strade, le chiese e gli edifici storici di Caltanissetta parlano del suo lungo passato e dei diversi popoli e governanti che qui hanno vissuto e lasciato le proprie tracce. Uno dei simboli del capoluogo è il castello di Pietrarossa, edificio più antico della città, di origini incerte, presente già nell'XI secolo e si trova nella zona dell'antico quartiere arabo. Vi aspettiamo dunque tutti a Caltanissetta il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita per questo straordinario appuntamento che concluderà questa stagione 23-24 del calcio dilettantistico siciliano. Adesso siamo nella parte finale della nostra trasmissione e continuiamo a parlare dei Penalty Awards e lo facciamo attraverso la nostra macchina del tempo perché andiamo indietro appunto negli anni e ripercorreremo a partire da questa settimana il meglio delle passate edizioni del premio più ambito del calcio dilettantistico siciliano. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento chiaramente a domani alle ore 22 sul canale 19 di TVM Palermo. Domani parleremo dei playoff del campionato di promozione ma anche di prima categoria. Appuntamento a domani. Ma io devo un ringraziamento particolare, dopo aver portato naturalmente il saluto della città e del sindaco, a quest'uomo che è accanto a me, che penso che sia una risorsa non soltanto calcistica ma umana. Sei una risorsa per il calcio siciliano e per questo fantastico mondo, perché crei eventi come questi dove riesci a raccogliere tutto il meglio di quello che il nostro mondo esprime, perché lo sport è tanto, lo sport è regole, lo sport è socializzazione, è tutto quello che c'è intorno, e quindi la Lega ti è vicino, il Presidente Morgana ti è vicino con l'intero Consiglio regionale, e porto nuovamente i saluti dell'intera Federcalcio per questa magnifica manifestazione. Stagione 22-23, miglior portiere del campionato di promozione va a Giorgio Pizzolato, Folgore Castelvetrano. Miglior difensore della stagione 22-23, campionato di promozione, Angelo D'Angelo dell'Aspra Calcio. Miglior centrocampista di questa stagione 2022-2023. Vince Simone Di Salvo, super giovane Castelbuono. Miglior attaccante stagione 22-23, Daniele D'Amico, Messana 1966. All'interno della nostra manifestazione ormai da parecchio tempo abbiamo inserito dei premi speciali e quest'anno sono molto contento di presentare i due premi dedicati al ruolo Un uomo per lo sport. Il primo personaggio che invito qui sul palco per ricevere il premio Un uomo per lo sport è Fabio Nicosia. Però dobbiamo dire che 20 anni fa, allora come consulente del Presidente Tavecchio, proprio mi sono occupato dell'ingresso del beach soccer nella famiglia della LND. Il beach soccer può essere veramente un volano per il turismo, per l'enogastronomia, per le spiagge siciliane, e quindi potrebbe innescare, diciamo, un movimento virtuoso. Sono due i premi legati al personaggio Un uomo per lo sport. Il secondo
ha avuto anche la fortuna insomma, di partecipare già ad un'edizione nel 2014 al cortile Platamone di Catania, ma questa volta il premio è proprio dipinto sulla sua meravigliosa figura sportiva e lo invito qui sul palco, lui è Nello Russo. È stato un piacere stare con e ti ringrazio di cuore per questa attenzione che ancora hai avuto nei miei confronti. Grazie maestro, grazie ancora, grazie. Bene, non potevano mancare gli ospiti musicali questa sera in questo meraviglioso teatro e allora sono qui, uno dei gruppi più amati dalla Sicilia e non solo, è un connubio perfetto tra parole e musica, loro sono i... Morea! Applauso per loro, eccoli! Vinilla muri, è troppo forte, brucia lume cori. Vinilla muri, come una foglia che cancia colori. Vinilla muri, un c'ha la dissoluto amori. Vinilla muri, avena luci più forti da soli. Miglior allenatore stagione 22-23 del campionato di promozione, Gaetano Mirto, Geraci Calcio. Il primo posto come miglior dirigente del campionato di promozione, Mario Patti, FCM 2011, Mister Bianco. Uno dei premi più importanti che inseriamo ormai dalla prima edizione qui all'interno della nostra kermesse del calcio dilettantistico siciliano. È il momento del premio stampa e il premio stampa 2023 ai Penalty Awards quest'anno va a Marco Carli. Grazie Ettore per questo premio, ringrazio tutti voi. La produzione televisiva è un po' come una partita di calcio, no? Per cui la squadra deve rendere al meglio, per cui è un premio che veramente non sono parole dette a caso, va condiviso con chi ha vissuto con me questa stagione bellissima. Poi segnatamente per quanto attiene il premio al collega Marco Carli, dicevo poco fa, non scherzando, che lui potrebbe fare, l'ha detto, stampa alla Casa Bianca o che so io anche a Buckingham Palace per il suo tratto elegante e veramente, no, veramente per lo stile e la raffinatezza che veramente sono doti non frequenti, non direi rare ma non frequenti purtroppo nella nostra categoria e faccio ammenda io stesso. Ci ritroviamo qui anche dopo 10 anni e sicuramente ci sarà ancora tanto spazio negli anni futuri per questa bellissima manifestazione. Buonasera a tutti, mi associo ai complimenti. Ettore è bravissimo, un grande parterre quest'oggi. Tutto parte secondo me dalla base e la base sono i ragazzi, sono i settori giovanili. Poc'anzi hai presentato appunto Fabio Capuana che rappresenta nella FIGC anche il cuore pulsante dei settori giovanili, quindi noi siamo felici in qualità di Tornei Giovani Sicilia, ma in qualità anche e soprattutto di giornalista, di dare voce e visibilità a quello che rappresenta il polmone verde del calcio. Hanno bisogno che tutte queste squadre, queste società che impegnano risorse economiche, sforzi, abbiano un po' di lustro e il calcio dilettantistico ne ha tanto bisogno. E tu ci riesci come al solito alla grande. È veramente una grandissima emozione essere qui, io ti devo ringraziare anche perché mi hai dato questa opportunità, ovviamente devo ringraziare chi mi ha portato qui, ossia la San Cataldese, ossia i miei colleghi dello staff comunicazione stampa, devo ringraziare tanto la mia famiglia che mi segue sempre, ci sarebbero tantissimi ringraziamenti da fare ma in questo momento non posso che dire che sono davvero soddisfatto. Ma c'è anche il merito tuo, non ti sottovalutare. Quindi dar spazio a tutti, dar spazio a chi scrive lo sport, racconta lo sport, vive lo sport e chiaramente partendo sempre da quel calcio che mi ha visto protagonista quest'anno con il calcio dilettantistico che per me era un po' una materia per certi versi sconosciuta. Va bene, chissà, magari poi il prossimo anno potresti riabbracciarlo, mai dire mai. Il mio augurio è sempre a te, che stai raccontando perfettamente questo sport e stai raccontando questo territorio sotto il profilo della vittoria. La busta mi dice e mi indica che il miglior portiere è Simone Marino della Don Carlo Misilmeri. Miglior difensore stagione 22-23 Gabriele Franchina, Nuova Igea Virtus. Miglior centrocampista stagione 22-23 del campionato di eccellenza Santo Privitera del Siracusa Calcio. Miglior attaccante stagione 22-23 campionato di eccellenza Antonino Carbonaro Leonzio 1909. Vai, 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 facciamo
Ritorniamo a parlare di personaggi importanti che ci vengono a trovare all'interno di questa 10ª edizione dei Penalty Awards. Adesso un altro premio certamente di quantità e di qualità. Personaggio TV per questa stagione 2023, il nostro amico di tutti, Carmelo Caccamo. Grazie, grazie. Intanto sono felice, Ettore, di rivederti. Sì, ci proviamo a far ridere il pubblico, ci proviamo a fare divertire, ci mettiamo del nostro. E quindi è giusto a questo punto premiarti come personaggio TV? Siccome posso soltanto capire e immaginare cosa significhi organizzare un momento come questo, Carmelo, lo posso soltanto immaginare, che follia è una cosa di questa, credo che tutti noi dobbiamo un applauso invece a Ettore Tortorici per questo pomeriggio. Miglior allenatore stagione 22-23, Pasquale Ferrara, Nuova Igea Virtus. Le anticipo che per la prima volta ai Penalty Awards c'è un ex aequo. Quindi sono 2 i vincitori di questa categoria per quanto riguarda il ruolo dei dirigenti. Quindi sarà lei a comunicarci i 2 nomi. A questo punto ho bisogno di un aiuto, no? Vabbè, succede. Ernesto Russello, Agragas 2018 e Salvatore Castorina, Siracusa Calcio. Questa è la mission che bisogna avere e soprattutto la visione. Cioè, la nuova classe dirigente nel mondo soprattutto dilettantistico deve lavorare soprattutto sui giovani, la vocazione deve essere questa, individuando quelle che sono le abilità e soprattutto le squadre, io dico, si costruiscono dopo. Prima bisogna costruire le società, bisogna costruire il management, la direzione, bisogna formare quelli che sono i dirigenti. Ma quello che voglio ringraziare sei tu, Ettore, per l'impegno che ci metti sempre, per quello che fai vivere su questo palco e nelle tue trasmissioni. Grazie al calcio siamo sempre in movimento e ho avuto il piacere di rivedere tanti professionisti, a prescindere dalla categoria, che sono stati ospiti nostri. Io ho avuto modo di conoscerti, veramente non voglio fare retorica, un professionista, sono entrato con te in sintonia da subito e sono molto contento di quello che fai in questi 10 anni. Veramente per me è un piacere essere qui e contribuire a questo evento. Grazie a tutti e grazie a te per averci invitato e per averci permesso di essere partner di questa kermesse. Uno dei premi più belli della nostra manifestazione. Negli anni si sono succeduti nomi importanti del calcio nostrano, ma soprattutto del calcio nazionale, e anche quest'anno abbiamo un personaggio del calcio nazionale a cui dedichiamo il premio alla carriera. Con noi Marco Biagianti. Grazie per questo riconoscimento, chiaramente da fiorentino essere in mezzo a tantissime eccellenze siciliane mi fa molto onore, quindi chiaramente ti ringrazio ancora e sono molto orgoglioso di questo. Intanto grazie mille Ettore per averci invitati, ne siamo veramente orgogliosi e felici. E anche quest'anno abbiamo un altro premio importante che si chiama Team Awards, e il Team Awards di questa annata 2022-23 va ad Antonello Laneri, direttore sportivo del Catania SSD. Sì, intanto buonasera a tutti. È così facile pensare adesso a 31 punti, no? Ma è stato un percorso difficile. Io Ettore intanto ti ringrazio te, so il lavoro incredibile che c'è per realizzare un evento del genere, so il lavoro che c'è nell'arco di un anno e l'ho scoperto grazie ad una stagione vissuta insieme ad Antonello Laneri, insieme al Catania. I top player della stagione, a prescindere dal ruolo, a prescindere anche della categoria. Abbiamo ritenuto 2 giocatori top player assoluti della stagione. Abbiamo il top player
che invito qui sul palco, che si chiama semplicemente Gabriele Franchina, e il top junior play che si chiama Giuseppe Birardi. È una soddisfazione incredibile essere qui e ricevere questi premi. Diciamo che è stata un'esperienza unica giocare anche con i più grandi, è anche la mia prima volta. Hai giocato con la Resuttana San Lorenzo. Ho avuto anche esperienze con la rappresentativa e con la nazionale. Ringrazio tutto lo staff e anche i calciatori. Siamo ai saluti, lo facciamo rendendoci conto anche che abbiamo trascorso ancora una volta un momento importante per il calcio dilettantistico siciliano, la passerella giusta e doverosa per tanti atleti, tanti dirigenti, tanti allenatori che ogni domenica, soprattutto nel periodo invernale, seguono la loro passione, una passione fatta soprattutto di un pallone che certe volte è anche vecchio, malandato e sgonfio, ma è un pallone che ci piace, il pallone dei dilettanti. Volevo salutare e ringraziare chiaramente tutti i presenti, volevo anche e soprattutto ringraziare tutta la squadra tecnica che ha prodotto questo progetto televisivo di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Voglio ringraziare chiaramente anche in prima battuta l'editore, ovvero Paolo Raffa di 7 Gold, canale 15. E voglio ringraziare anche coloro che dietro le quinte hanno svolto un lavoro immane ma fondamentale per la riuscita dell'evento, ovvero Salvocampo, Mario Scirè. Che dirvi, grazie per essere stati con noi, appuntamento per l'11ª edizione il prossimo anno per parlare ancora di calcio dilettantistico siciliano. Grazie a voi, buona serata! I migliori atleti, allenatori, dirigenti del calcio dilettantistico siciliano vi aspettano giorno 19 giugno a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito a Caltanissetta presso il Teatro Regina Margherita, l'11ª edizione dei Penalty Awards. Ma vi aspetto anche mercoledì 29 maggio alle 15:20 per conoscere le nomination. Appuntamento da non perdere.